Presidente, oggi è un'importante giornata anche per la riconciliazione, una giornata storica e soprattutto il ruolo della Regione poi nella conservazione delle malghe di Porzus. Sì, davvero oggi è una giornata storica. La presenza della delegazione APO ed AMPI al ricordo dell'eccidio delle malghe di Porzus è un segnale importante per tutta la regione, un simbolo davvero di pace e di riconciliazione, ma è soprattutto la dimostrazione che insieme riusciamo a fare le cose migliori. Il protocollo d'intesa che ha fatto la regione, grazie anche alla collaborazione istituzionale con la provincia e con i comuni di Faedis e di Attimis, è molto importante. Abbiamo un monumento nazionale, finalmente siamo in grado di implementare non soltanto il ricordo e la memoria di questo luogo, anche con l'apposizione di targhe importanti, ma abbiamo la possibilità davvero di traghettarlo nel futuro, perché credo che sia importante che questi valori non vengano dimenticati. Sottosegretario Rossi, una giornata storica oggi perché si parla qua di riconciliazione. Ma io credo che il fatto che oggi partecipino tutte le associazioni partigiane di allora significa che finalmente, recependo il messaggio mandato dal presidente Napolitano qualche anno fa, ci si sta ispirando non tanto ai fatti avvenuti quanto ai valori generali della Resistenza, che sono i valori fondanti della nostra Costituzione e i valori che credo ancora oggi debbano guidare qualsiasi persona abbia una responsabilità istituzionale, ma anche il cittadino semplice nel quotidiano.